L'appuntamento con il Centro Culturale Roberto Ronchi, curato e condotto da Francesco Nosari e Tina Ghilardi. Buongiorno e benvenuti. Bentrovati, buona Pasqua a tutti. Tutti siamo con le nostre famiglie, immagino, e qualcuno sarà invece in qualche località presso i figli, anch'io come sono qui a Bergamo, presso mio figlio. E tu, Francesco? Io a casa regolarmente, buona Pasqua a tutti, ma buona Pasqua di Resurrezione a tutti. Esatto. Perché occorre il significato poi che vale per tutti è che la risurrezione significa poi il ripensare a se stessi, essere critici con se stessi, ricominciare con freschezza, con rinnovata voglia, con rinnovata senso di responsabilità. Questo poi per tutti, per i cattolici va oltre, ma per tutti vale questo. E una buona Pasqua è proprio estesa a tutti, nessuno escluso. Esatto, Pasqua di risurrezione, Pasqua appunto come hai detto tu di qualcosa che va oltre e quindi il senso della vita e quindi quello che c'è dentro di sé si ricomincia. Giustamente, quindi, come hai detto. Quindi, poi dopo certo ci sono gli auguri particolari, buona Pasqua a te, alla tua famiglia, alla nonna, alle nostre 3 famiglie sostanzialmente, buona Pasqua ai nostri radioascoltatori, 4 gatti più il grande gatto Gregorio, buona Pasqua anche a lui, alla nostra radio, ai nostri esatto. da Giulio a Roberto che oggi è in trasmissione, alla radio stessa proprio, che è stata espressione sempre di viva e a volte anche contraddittoria, ma vivace espressione di libertà. Questa radio l'ha sempre dato e è la buona Pasqua se la merita, perché prosegua in questo modo, prosegua lungo questo indirizzo. Poi buona Pasqua a chi a tutti noi che abbiamo delle responsabilità, perché tutti noi abbiamo responsabilità verso gli altri, però buona Pasqua a coloro che responsabilità maggiori hanno, amministrative piuttosto che di governo. Anche per loro Pasqua di Risurrezione devono criticamente ripensare e responsabilmente e con freschezza riprendere, ricominciare, come è la vita, quello che tu dici è la vita, ogni momento va ripensato e poi deve produrre qualcosa di nuovo, qualcosa di rinnovato. Buona Pasqua ai pastori della Chiesa, perché anche per loro vale lo stesso principio, che vale per tutti, valgono le stesse esigenze e sapendo in particolare che nel momento in cui il materialismo totalitario che si è espanso, la dottrina Prodi della Cina all'europea ha fatto i suoi danni, che sappiano che la Chiesa, le parrocchie sono ancora un luogo dove la comunità dovrebbe riuscire a parlare, a discutere, a risolvere i problemi più profondi dell'uomo, e che non sono poi solo quelli che vengono pubblicizzati, ce ne sono altri: il matrimonio, la famiglia, l'emigrazione dei nostri figli. Tu pensa che nella mia famiglia, facevo giusto il conto ieri, il 70% dei nostri discendenti, figli compresi, sono praticamente all'estero o lavorano per l'estero. 70%, poi vediamo le percentuali, comunque sono sul 20-25%. Questo è un problema che va preso, e ci si deve chiedere come mai solo da noi capiti questo, negli altri paesi d'Europa no. Ecco, buona Pasqua a chi abbia voglia o se la faccia venire di affrontare problemi di questo tipo e di questa ampiezza. Poi ovviamente buona Pasqua a Matteo, al quale
cui auguriamo la buona Pasqua prima di tutto e quasi esclusivamente e speriamo che anche lui sia con la sua famiglia. l'amicizia antica che ci lega a lui. Per il resto ce ne frega fino a un certo punto. L'importante è quello, la persona, l'affetto per la persona. Certo. E la festa è di questo. La risurrezione degli affetti anche. Esatto, la risurrezione degli affetti, la risurrezione del nuovo, come hai detto tu, del ripensamento, sia come stanno affrontando adesso anche i giovani il problema della natura, dell'inquinamento, queste richieste che viene dai giovani, dal basso, e quindi anche noi dobbiamo pensare a questo problema. Poi ci sono i problemi che riguardano il lavoro, come hai detto tu, i nostri giovani vanno e qui ci dovrebbe essere proprio un ripensamento di chiedersi il come mai e il perché, che va oltre il fatto che si diano risorse o meno, perché si stanziano risorse per la ricerca o meno, ma probabilmente tutto il mondo che gira intorno non è adeguato, ecco, diciamo, a questo tipo. Forse le nostre università dovrebbero un attimino rimodernarsi, ecco, sotto questo aspetto della ricerca. Con questo nulla che per quanto riguarda l'ambiente, il clima, eccetera, ecco, ritengo che un ripensamento vada fatto anche quando ci si trova davanti a una ragazzina di 16 anni, sì, troppo con tutta la simpatia o antipatia che essa possa ispirare, quale fosse il simbolo di una presa di coscienza di questo tipo. Cioè credo che si debba andare un po' oltre ed avere delle basi, quell'attimo più solidi di questa qui, alla quale probabilmente stanno anche dietro interessi non dichiarati, ma che sono evidentemente molto forti. Però diciamo che il tema... Non si spiegherebbe una porcheria del genere. Ecco. Hai perfettamente ragione, però diciamo che il tema c'è, perché il clima, effettivamente quest'anno abbiamo avuto un clima assai anomalo, almeno qui presso di noi, a parte il fatto che è rispettato, ha piovuto sull'olivo e sull'uovo non piove. E quindi è stato rispettato i detti dei nostri nonni, però al di là di questo effettivamente qualcosa bisognerà ripensare anche alla salute della nostra terra. Certo. No, sicuramente, però ecco, non sarà la ragazzina a risolvere niente. Assolutamente ecco. No, ma nemmeno i ragazzi, quali chiedono ma non fanno assolutamente niente, spengano per una settimana i cellulari o non li usano a scuola, che sarebbe una cosa saggia. Quindi, cioè, se si fa qualcosa bisogna anche far vedere che si fa effettivamente qualcosa, perché parlare si fa alla svelta, ma è il fare che poi produce dei risultati in qualche maniera, ecco, diciamo così. Poi certo, al quadro teorico deve poi seguire l'esecuzione. Esatto. Non troppe parole ma fatti concreti, questo è il discorso. Buona Pasqua quindi anche alla nostra Europa esatto. Che deve cambiare, deve passare da una visione, da un disegno che è tendenzialmente totalitario a essere un'Europa dei popoli, esatto, a essere un'Europa che... l'Europa è stata sempre, almeno non è un'Europa dei popoli, attualmente è stata sempre un'Europa di poteri. Attualmente è un'Europa burocratica, esatto, è un'Europa esclusivamente burocratica. E lo ripeto per la quinta volta, io ormai ho l'età tale per cui ho partecipato alle prime trasmissioni di apertura di Radio Padania Libera e sono ancora qui, avrò anche stufato. Però lo ripeto, il Parlamento europeo ha poco potere, però deve essere significativo per ribaltare il concetto, il trend, come si dice, che ha stravolto l'idea originaria di Europa, quella voluta da De Gasperi, da Schuman e da Adenauer. Però accanto a questa necessità di dare un segno di ribaltamento, è chiaro che noi che siamo gli unici che ci siamo opposti, noi come leghisti, siamo gli unici che ci siamo opposti
a questo totalitarismo, in particolare tendenziale totalitarismo, in particolare da quando Matteo è segretario, è chiaro che dobbiamo avere una nostra forza, nostri addetti capaci di mettere le mani su quello che è il motore di questa attuale Europa, che è la burocrazia, il burocratismo. È chiaro che un conto è proprio bucare il video e dare segnali, dire cose nella direzione opposta, nella direzione del cambiamento. Altro è saper mettere le mani in un motore, sapere cosa sono le valvole, cosa sono i pistoni, che ne so io, cosa sono i gigleur. Cioè c'è anche quell'aspetto che in qualche modo comunque va organizzato, perché altrimenti contro questo mostro burocratico complesso, che è un motore sostanzialmente, non è facile andare a combattere, perché non si combatte purtroppo, come tu dicevi, solo con le parole, ma bisogna anche saper fare, saper mettere le mani lì dentro. Come lo si organizzi come si vuole, l'importante è che ci sia. Del resto il quadro, lo specchio di quello che sto dicendo l'abbiamo nell'ordinamento giuridico italiano, laddove dagli anni 70, fine 60 in poi, ma 70 in poi, aveva avuto un degrado della legislazione positiva, tale per cui lo stesso equilibrio dei poteri diciamo che non è venuto meno, ma è stato messo fortemente a rischio. Cioè non è che diventando parlamentari si diventi improvvisamente degli esperti di diritto, si possano produrre leggi nella quantità assurda come è stato fatto. Lì serviva un aspetto tecnico, non era voluto l'aspetto tecnico perché dava fastidio, però se noi con la nostra testa, con quello che vogliamo fare, vogliamo procedere con l'onestà che abbiamo sempre avuto in quella direzione, dobbiamo prendere atto che in quel settore, con quelle modalità, dobbiamo mettere le mani e saper mettere le mani, perché ripeto, quando hai davanti un quadro di leggi che addirittura sono spesso e volentieri sgrammaticate o sintatticamente non comprensibili, insomma è chiaro che poi alla fine succede quello che poi è successo, cioè sotto questo profilo uno sfascio che più sfascio di così, siamo gli unici in Europa ad avere una situazione di questo tipo. Ecco, per smontare, dall'altra parte all'opposto, per smontare quel meccanismo totalitario che si è creato, la Cina all'europea, occorre saperci mettere le mani, cioè saper smontare quel motore lì. Ecco, c'è questo aspetto che va considerato, lo dico per la quarta, quinta volta, non mi ricordo neanche più, però ritengo sia essenziale, sia assolutamente necessario. Ci vuole anche chi sa mettere le mani lì dentro, che ha abitudine e conosce i meccanismi. Questo, il meccanico sotto casa che ti mette a posto l'automobile, ecco, o comunque te la ripara. Questo esatto, perché è del lavoro. Sì, perché è così. Questo è il segnale che necessariamente dobbiamo dare, se no la gente poi dice tanto non riescono a fare niente, cambia niente. No, noi cambiamo, abbiamo cambiato, grazie a Matteo soprattutto, qui è inutile ripeterlo, abbiamo cambiato, però c'è ancora tanto da fare, tanto da cambiare, e come si vede le resistenze sono infinite, sono resistenze dovute a volte a ignoranza, a volte a stupidità, a volte e spesso a malafede, perché c'è anche questo aspetto. Beh, senza dubbio bisogna conoscere esattamente le cose, anche perché tutto questo poi produce anche lavoro, e quindi certo. Entriamo poi in qualcosa anche di serio, perché quando si parlava della Cina è da capire come facciamo questi trattati. Ma c'è anche quello, ma quando tu parli di lavoro ne parli con tanta passione, sei stata una grande lavoratrice, una grande dirigente, sì. Tanto di una multinazionale, diciamo anche un'altra cosa, si continua a parlare di creare norme per favorire il lavoro. La sinistra in questo è proprio burocraticamente è malata di questo. Bisogna semplificare, avere meno di questo concetto. Ma no, la questione è proprio un'altra, è che il sistema stesso burocratico
che impedisce il lavoro, occorre togliere per poter consentire a quella che è l'espressione tipica dell'umanità, quella di lavorare. Cioè è esattamente il rovescio di quello che vengono. Non bisogna porre norme, o meglio, occorre porre norme che inibiscano, quindi tecnicamente valide, che inibiscano l'impedimento da parte dell'attuale sistema. E questo il problema non solo teorico, ma poi da attuare e mettere in pratica. E anche lì ci vogliono i meccanici, perché se non sono i meccanici non va nessuna banda. No, ma perché in effetti sono talmente tante le norme che certo. spesse volte non hanno nemmeno il tempo libero poi da dedicare a quant'altro ma non solo, sono è interpretabili a capocchia da chiunque. Quindi a quel punto tu vai a dipendere dal funzionario tizio che la interpreta così, il funzionario che ha una maniera diversa. E siamo arrivati a questo, in cui la circolare conta più della legge. Questa è la follia. Esatto, perché molto spesso sono molto confusi anche gli stessi che si trova dietro lo sportello, piuttosto che c'è proprio questa mancanza proprio di... Abbiamo una telefonata, siamo fuori orario, quindi i nostri aficionados pensavano che oggi non ci fossimo. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Francesca buongiorno. da Venegano Superiore. Volevo dire una cosa, premesso che io sono, diciamo, agnostica. Sì. Però la vostra trasmissione è l'unica trasmissione che si sente volentieri, perché è fatta di competenti, perché dice delle cose giuste e perché mi va benissimo che si parli di tutto, ma non riesco a capire perché voi che siete così preparati e che siete così bravi avete così poco tempo. Dovrebbero allungare il vostro intervento, perché la gente è meglio che le cose le capisca giuste. Mi sono spiegata? No, è chiarissimo quello che lei dice. Io la ringrazio, no? Però credo che anche le altre voci di Radio Padania Libera siano utili e siano interessanti. Noi abbiamo il nostro quadro, il nostro quadretto, e siamo anche dei tifosi, siamo amici del segretario attuale. Potrebbe essere anche eccessivo avere di più, però chiaro che se dovessero chiederci vai avanti a fare una trasmissione per 2 ore, noi l'abbiamo sempre fatto. Nel momento in cui c'erano i buchi delle trasmissioni ci chiamavano e noi venivamo a parlare e a dire le nostre cose. Certo, l'importante è che per noi, per come Associazione Ronchi, l'importante è che questi buchi, questi nostri piccoli concetti che esprimiamo, abbiano poi un impatto diretto. Abbiamo notato con estremo piacere che spesso e volentieri l'hanno avuto, specialmente e ovviamente anche da quando Matteo è segretario. Questo per la verità bisogna riconoscerglielo con affetto, proprio per la buona Pasqua di prima. Quindi qualcosina si fa, poi non è necessario avere dei grandi tempi, dei grandi spazi a disposizione. Piuttosto è utile che Tina, quando dice qualcosa, venga ascoltata, quello che dice venga valutato, quello che suggerisce venga quantomeno preso in considerazione. Per noi poi l'importante è quello, e soprattutto che sia nell'interesse del nostro popolo, dei nostri popoli. Che adesso noi oggi eccezionalmente ci ha messo prima della benedizione Urbi et Orbi del Papa. Noi ci facciamo benedire, perché benedire significa fate tutti una buona Pasqua di risurrezione, cioè risorgiamo tutti assieme, pensiamo a quello che abbiamo fatto, alle nostre manchevolezze, vediamo di migliorare, con gioia, con freschezza, nella ricerca della verità, nella libera ricerca della verità. Radio Padania Libera è questo e non deve essere altro. Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Buona Pasqua. Sono io in diretta? Sì, è lei. Ah, grazie. Sto ascoltando, posso intervenire? Sì. Allora, in buona sostanza io vorrei dire una cosa molto semplice. Posso parlare per cognizione diretta perché ho 2 nipoti già grandi che stanno per entrare all'università in Gran Bretagna. Prima cosa, la nostra università era a livello superiore rispetto a tantissime nazioni, forse la migliore. A livello scuola secondaria è sicuramente
tuttora, malgrado eccetera eccetera, la migliore di tutte le altre nazioni. Il problema è che bisogna eliminare quello che è la questione dell'Erasmus, che è tanto promossa da tutti. Tenete presente che un ingegnere a noi in Italia costa 500.000 euro da quando nasce a quando se ne va all'estero. Noi stiamo regalando menti all'estero contro cosa? Contro immigrati, chiamiamoli immigrati, clandestini, io devo dire, e mi assumo le responsabilità. Quindi capirete bene che questo qua non funziona. Quindi è semplice, bisogna riprendere quello che era la nostra università, riprendere le nostre scuole, eccetera. Quindi se lei auspichiamo una riforma, è una riforma non di quello che c'è adesso, ma ritornare a quello che c'era prima. Io la ringrazio. Prego, c'è il suo commento. Avrei tre, buona Pasqua, avrei tre obiezioni al riguardo. Tornare indietro a quel che c'era prima, tornare indietro, la storia non si rifà. Occorre, utilizzando l'esperienza di prima, fare qualcosa di nuovo, proprio alla risurrezione, far fare qualcosa di nuovo e applicare qualcosa di nuovo. Che la nostra scuola, assieme al complesso la migliore d'Europa, è una buona scuola in alcune zone dello Stato, in altre molto meno. Lo dico per esperienza proprio anche all'estero, non è proprio così vero. Ciò non toglie che in alcune scuole di eccellenza, vedi il Politecnico, pongo ad esempio perché è il primo nella lista delle qualificazioni universitarie europee per quanto riguarda l'Italia. Quelli che noi prepariamo, che costano, vanno all'estero, lo dicevo prima, è un problema. Però a mio avviso non è soltanto un problema da discutere a livello di scuola o di riforma di scuola, questo è un problema delle comunità e occorre rivolgersi, così come ci siamo attestati sui confini per impedire qualcosa che secondo noi era profondamente ingiusto e stravolgente, occorre rivolgersi a quelle che sono le comunità naturali. Non sempre i comuni sono scevri dal burocratismo ormai, e qui diciamo grazie alla sinistra. Occorre, per quello che noi battiamo anche parecchio sulla comunità, sulla Chiesa, sulle comunità parrocchiali. Perché? Ma per il semplice fatto che storicamente sono i luoghi in cui liberamente le comunità fino a poco fa si potevano liberamente esprimere. Oggi molti lamentano, in particolare quelli che si sentono di parte leghista, si lamentano e dicono ma le chiese e le parrocchie oggi sembrano diventate la succursale spirituale del PD. Purtroppo, se è vero, purtroppo è una cosa grave, ma noi battiamo su quello proprio per questo, perché problemi come quello che dice che il radioascoltatore oggi, giorno di Pasqua, ci ha ricordato, problemi di questo tipo non sono di competenza tecnica esclusiva di organismi, di strutture, sono problemi della comunità. Occorre riportare nelle comunità quelli che sono i problemi della nostra vita. Occorre risorgere come pensiero nelle comunità. Questo, secondo me, è una delle interpretazioni che do alla Pasqua del 2019. Poi, fra pochi minuti, sentiremo quello che ha da dirci il Santo Padre. Però questa è una delle interpretazioni. Quindi, il riportare in ambiti comunitari effettivi, riportare i problemi, perché altrimenti attraverso la specializzazione, l'appiattimento, la schiavizzazione, l'omologazione sono assicurate. Non so Tina cosa ne pensi, però hai perfettamente ragione, ma il regista mi ha appena detto che è terminata il nostro spazio. Con la lamentela della signora che ci ha telefonato prima, è finito. Vi lasciamo la benedizione Urbi et Orbi. Esatto, quindi finiamo la trasmissione, auguriamo a tutti quanti buona Pasqua e ci risentiamo domenica prossima. Certo. E adesso andiamo tutti ad ascoltare la benedizione del Santo Padre. Buona Pasqua di Resurrezione, viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli. Buona Pasqua a te Matteo, caro amico. Buona Pasqua. Avete ascoltato Centro Ronchi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda!
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa.